Tragedia a Crespa d'Oro, escursionista 57enne di Isola Vicentina muore precipitando da una ferrata. Ad accorgersi del corpo nel canalone un gruppo di giovani. Non ce l'ha fatta la donna di 84 anni investita 2 mesi fa sulle strisce pedonali mentre usciva dalla messa a Ponte Vigo d'Arzere. L'investitore si era costituito 2 giorni dopo l'incidente. Accerchiato e aggredito da una quindicina di ragazzini in un parco del centro di Belluno, 19enne finisce all'ospedale, motivi passionali all'origine della spedizione punitiva. Incidente stamane a Orsago, lungo la Pontebana, miracolato l'autista di un'utilitaria che ha tamponato un mezzo di un trasporto eccezionale carico di putrelle di ferro. Dietro front sulle mascherine il protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro ne mantiene l'obbligo sul lavoro fino a fine giugno, sorpresi molti baristi, deluse le associazioni di categoria. Vaccino anti-Covid, la Regione del Veneto ha autorizzato la somministrazione anche nelle farmacie della 4ª dose per gli over 80, accordo con Federfarma. Adunata 2022, i primi alpini sono già arrivati a Rimini, saranno decine di migliaia i veneti nella città balneare. Vogliamo lanciare un messaggio di pace, dicono. Domenica la lunga diretta dello sfilamento a partire dalle 9 su Antenna 3. Buonasera, ben trovati telespettatrici e telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali la cronaca che ci porta nel Vicentino a Crespa d'Oro per una tragedia in montagna. È morta una donna di 57 anni. Crespa d'Oro. Un gruppo di ragazzi partiti in camminata sulle piccole Dolomiti scorge un corpo inanimato in un canale sotto alla ferrata Angelo Viali al Monte Gramolon. Chiamano subito il SUEM di Vicenza che a sua volta attiva il soccorso alpino di Recoaro Valdagno. È mezzogiorno quando decolla l'elicottero di Verona Emergenza che, dopo aver imbarcato un soccorritore, sorvola il punto indicato individuando l'escursionista senza vita. Sbarcati con un verricello di 30 metri, i soccorritori hanno ricomposto il corpo dell'uomo che è stato recuperato e trasportato al rifugio Bertagnoli. Perfettamente attrezzato da ferrata per motivi ancora al vaglio, l'escursionista di 57 anni di Isola Vicentina deve essere ruzzolato per 80 metri all'interno del canale, riportando traumi che gli sono stati fatali. Vi devo dare un aggiornamento proprio di questi minuti che ci porta nella Marca trevigiana in località Spineda. Siamo in comune di Riese Pio X. C'è stato pochi minuti fa un incidente stradale con esito mortale. C'è una persona deceduta ma anche dei feriti che però non sarebbero gravi. Questo quindi in zona di Riese Pio X, località Spineda. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti nel telegiornale di Treviso. E non ce l'ha fatta Regina Maniero, la donna di 84 anni investita 2 mesi fa sulle strisce pedonali mentre usciva dalla messa a Ponte Vigo d'Arzere. Ha lottato per 2 mesi con la voglia di continuare a vivere per i suoi figli e i suoi nipotini, ma dopo 60 giorni di sofferenza si è arresa Regina Maniero. Erano le 19 del 3 marzo quando la donna, 84 anni, era stata investita mentre attraversava via Ponte Vigo d'Arzere, una delle strade più trafficate della città, soprattutto nelle ore di punta. Era stata ammessa con Teresa, sua coetanea, e stava facendo ritorno a casa a piedi quando un'auto che stava arrivando da Padova aveva colpito violentemente le 2 donne mentre camminavano a braccetto sulle strisce pedonali, fuggendo poi senza prestare alcun soccorso. A chiamare il 118 era stato un 14enne che era alla fermata dell'autobus e aveva visto l'intera scena. L'investitore, un 47enne della provincia di Padova, dopo 2 giorni dall'incidente si era costituito presentandosi alla polizia locale della città. I traumi di Regina erano apparsi da subito molto gravi e dopo 2 mesi di lotta la donna si è spenta nella serata di martedì, assistita dalle figlie e dalla preghiera del figlio, missionario saveriano, e di tutti i nipoti. Miracolato invece l'autista protagonista questa mattina di un incidente a Orsago lungo la Pontebana. Le immagini sono davvero impressionanti. Pochi centimetri e le 3 putrelle in metallo conficcate nell'auto che hanno attraversato l'utilitaria infilandosi tra i sedili avrebbero potuto ucciderlo all'istante. Impressionanti i fotogrammi dell'incidente che si è verificato questa mattina poco dopo le 7 lungo la Pontebana a Orsago di fronte alla cantina vitivinicola sociale.
Il conducente, un 54enne del Ghana, non è riuscito ad evitare l'impatto con il mezzo pesante. Fortunatamente l'uomo ha solo riportato qualche scoriazione. È stato molto fortunato l'uomo che era dentro in macchina, ma veramente può accendere tante candele alla Madonna. Sì, è stato miracolato. L'ho visto quando l'hanno tirato fuori, ma era tranquillo. Un po' sotto shock. Penso che sì, una roba del genere. Penso che abbia visto proprio la morte in faccia. L'uomo è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Conegliano. Sul posto i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco di Conegliano e la polizia stradale. A svolgere i rilievi del caso gli agenti del distaccamento di Vittorio Veneto. L'auto articolato che viaggiava in direzione di Sacile si trovava ferma ad un semaforo rosso che conduce al centro di Orsago. La vettura che è sopraggiunta alle sue spalle proveniva invece da Godega. Sono in corso anche degli accertamenti sulla regolarità del carico sporgente. E a proposito di sicurezza stradale, ritorniamo sulla 4, in particolare sul tratto maledetto della 4, teatro in questi giorni di tantissimi incidenti anche mortali. I lavori per la terza corsia saranno velocizzati utilizzando anche risorse aggiuntive. Questo è l'annuncio del segretario Dem Veneto Martella. Il tratto veneto della 4 è ormai una priorità nazionale ed è un'urgenza assoluta trovare una risoluzione a questo problema. La tragedia di ieri e quelle degli altri giorni ormai ci dicono che sta diventando una situazione insostenibile per la sicurezza delle persone, per il nostro sistema economico e produttivo. Gli ultimi 2 incidenti mortali avvenuti nel giro di appena 24 ore hanno reso ancora più drammaticamente urgente una rapida messa in sicurezza dell'autostrada Venezia-Trieste nelle tratte in prossimità dei cantieri per la realizzazione della terza corsia. Il segretario del Partito Democratico Veneto, Andrea Martella, si è mosso sia col governo che col Ministero delle Infrastrutture. Il ministro Giovannini ha detto che verrà accelerata la costituzione della NewCo, cioè della nuova autostrada, che è la nuova società autostradale che avrà in concessione quel tratto, e ovviamente dovranno essere programmati in termini più veloci di quanto è previsto attualmente i lavori necessari, anche con delle risorse aggiuntive che dovrà reperire lo Stato. Azioni mosse da una situazione che chiede una risposta immediata. Bisogna fare presto, bisogna fare velocemente, bisogna inserire nella programmazione e nella realizzazione il tratto San Donà-Portogruaro, non si può aspettare oltre e bisogna costituire al più presto la società, fare la convenzione e reperire le risorse. Sempre per la cronaca andiamo a Belluno, dove un 19enne del posto, un 19enne bellunese, è finito al pronto soccorso del San Martino a causa di un'aggressione compiuta da una quindicina di minorenni al Parco Città di Bologna. L'episodio violento accaduto nei giorni scorsi sarebbe stato causato da una storia che il maggiorenne ha avuto con l'attuale fidanzata del capobranco, finita senza un chiarimento che invece il ragazzo pretendeva. Il branco ha perciò atteso il giovane, l'ha accerchiato, fatto inginocchiare e colpito a pugni e schiaffi. L'intervento di alcuni testimoni ha evitato il peggio. 2 componenti della banda sono indagati in concorso. Il fascicolo per lesioni è ora al vaglio della Procura dei minori di Venezia. Indagini e accertamenti sono svolti dalla Polizia di Belluno. Occupiamoci adesso dei temi di attualità, in particolare quello delle mascherine. Dopo il protocollo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro adottato da sindacati e categorie nella giornata di ieri, ma oggi è stato il caos. No, non lo sapevo. Grazie per avermi informato. Se ci fossero stati i controlli, la multa sarebbe scattata per più di qualcuno. L'obbligo di mascherina per chi lavora rimane, così come deciso ieri nell'incontro tra governo, INAIL e parti sociali sul protocollo per le misure di contrasto al Covid-19 nei luoghi di lavoro. Prevale la cautela, ma chi lavora sul campo questa volta fatica a capire e ad adeguarsi. Non capisco questo, perché solo noi dobbiamo tenere la mascherina. Per me è una pagliacciata che ci stanno prendendo in giro continuamente. Vedo che le ragazze non la indossano. Come ti comporterai come titolare?
adesso la faccio indossare subito anche a loro. Non è giusto, perché per noi che lavoriamo ci troviamo tanto in difficoltà, come adesso che io ho fortuna che ce l'avevo perché rischiavo una multa, tutto qua. Sono 2 anni che la portiamo, quindi è pesante, cioè, adesso andando incontro alla stagione estiva, cioè... Anche perché i clienti non ce l'avranno? No, non la portano loro, no. Va bene, siamo stati 2 anni a fare sacrifici, un mese in più, un mese in meno, possiamo ancora resistere, insomma, dai. C'è un grande dissenso da parte, diciamo, anche di tanti colleghi. Sicuramente, guardando i numeri, diciamo, la decisione può essere anche sostenuta e essere anche ritenuta saggia. È sempre la modalità con cui poi, diciamo, arrivano le notizie che fa abbastanza disperare. Più condivisione nelle decisioni invoca Confcommercio, cui fa eco anche Confartigianato, marca trevigiana, con il presidente Sartori che parla di rischio sociale, regole puntuali per prevenire dissidi nei luoghi di lavoro. Anche per i sindacati la confusione generata rischia di essere dannosa. Più utile sarebbe stato appellarsi al buonsenso e nei luoghi di lavoro ai comitati di sicurezza già presenti nelle fabbriche. A dimostrare questa tesi molti esercenti del centro che hanno scelto oggi di continuare ad indossare la mascherina comunque. Noi che lavoriamo col cibo abbiamo sempre cercato, anzi abbiamo sempre tenuto la mascherina proprio per una questione di protezione verso i clienti e insomma verso quello che serviamo. Quindi questo obbligo, non obbligo di mascherina per noi non ha inciso, insomma, più di tanto. Ecco. Quindi anche per chi cucina i fornelli al caldo? Sicuramente, soprattutto loro, ma sono loro i primi a volerla tenere, proprio per una tutela a loro. Mi sono salvata fino adesso e continuerò a usarla. Quindi indipendentemente dalle decisioni del governo sì, l'avresti tenuta? Sì, decisamente. La Regione del Veneto ha autorizzato la somministrazione anche nelle farmacie della 4ª dose di vaccino anti-Covid, limitatamente ai soggetti di età pari o superiore a 80 anni, lo riferisce Federfarma Veneto. Abbiamo già trasmesso la comunicazione a tutte le nostre farmacie associate, spiega il presidente Andrea Bellon, che verosimilmente potranno iniziare già subito le prime somministrazioni. Questa la novità quindi di giornata sul fronte della pandemia. I temi dell'occupazione del lavoro ci portano sul terraglio, è una notizia per certi versi dirompente perché è stato decretato il fallimento della Alibert. Alibert dichiarato il fallimento, fine di un'epoca per la storica azienda che produceva tortellini dal 1967 a Frescada di Preganziol. L'istanza di fallimento era stata presentata mesi fa da alcuni dipendenti dopo che il tentativo di salvare l'azienda da parte di una cordata di imprenditori che aveva rilevato l'azienda nel 2016 non ha portato gli effetti sperati. I lavoratori ci hanno messo di tutto di proprio per poter rilanciare, ma ahimè hanno soltanto visto andare via pezzi di produzione spostati in altri stabilimenti, hanno visto andare via clienti senza capire perché il prodotto è sempre stato un buon prodotto. Nelle scorse settimane la proprietà ha presentato i libri in tribunale e ieri è stato dichiarato il fallimento che mette la parola fine su una storia imprenditoriale durata 55 anni legata alla produzione di tortellini che impegnava nel momento più florido una 70ina di addetti. L'appello che noi oggi facciamo è quello che se qualcuno intende acquistare dall'asta, bene, le maestranze più che qualificate ci sono i ragazzi che hanno lavorato lì per tanti anni, si parla anche di gente che ha lavorato lì 33 anni. Dipendenti che dopo tanti anni in fabbrica amano ancora il proprio lavoro e nonostante il fallimento sperano ancora che la loro professionalità non vada perduta. L'amarezza. E la coscienza a posto per aver dato tutto quello che c'era da fare. Ci sentiamo un po' traditi naturalmente, però abbiamo ancora un briciolo di speranza, come diceva Danilo, chi è a casa, anche quelli che sono andati via. La speranza è l'ultima a morire, se c'è qualcuno, noi ci siamo. Le viene da piangere, si commuove. Sì, certo. Come io e i miei colleghi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, abbiamo la coscienza a posto. Qualcun altro non so, penso di no, però noi non possiamo fare di più di così. Speriamo ci possa essere qualcuno che ci riaccoglie e noi riavviamo questa azienda.
Sono state fissate oggi dalla Giunta regionale del Veneto le date del nuovo calendario scolastico valido per l'anno scolastico 2022-2023 nelle scuole del Veneto. Bambini e ragazzi delle scuole del primo e secondo ciclo di istruzione torneranno in classe lunedì 12 settembre. La conclusione delle lezioni è programmata per sabato 10 giugno 2023. Per le scuole dell'infanzia è previsto l'inizio dell'attività il 12 di settembre come le altre scuole, mentre la conclusione è fissata al 30 giugno. Per quanto riguarda le festività, le scuole saranno chiuse il 31 ottobre per il Ponte dei Santi, dall'8 al 10 dicembre 2022 per il Ponte dell'Immacolata, dal 24 dicembre al 7 gennaio per le vacanze natalizie, dal 20 febbraio al 22 febbraio Carnevale e Mercoledì delle Ceneri, dal 6 aprile all'8 aprile 2023 per le vacanze pasquali, il 24 aprile 2023 il Ponte per l'anniversario della Liberazione e il 3 giugno 2023 ponte della festa nazionale della Repubblica. Queste quindi le date del prossimo anno scolastico comunicate dalla Regione del Veneto. Adesso per noi c'è la pubblicità, a fra poco. Di nuovo in diretta ed è conto alla rovescia per l'adunata degli Alpini 2022 che si svolgerà a Rimini. Tanti sono i veneti che sono già arrivati nella città balneare e il clima è di festa. Ciao, ciao! Ciao Caio! Ci vediamo domani mattina a Rimini. L'entusiasmo della partenza, momenti di allegria che tornano dopo 2 anni di stop. I filmati amatoriali che ci hanno inviato i nostri alpini raccontano l'eccitazione e l'euforia, la voglia di rivivere le emozioni uniche di un'adunata nazionale. Pronti? Pronti a partire? Andiamo! Da Marostica, così come da Nove e dall'intero comprensorio verso Rimini e San Marino, per dire alla prima adunata post-Covid io c'ero. E molte penne nere hanno già raggiunto l'Emilia-Romagna che li ha accolti con il cielo coperto e un po' di pioggia. Ecco gli alpini del gruppo di Rossano Veneto già pronti a vivere tutti gli appuntamenti del nutrito programma della 93esima adunata che vedrà il suo momento clou domenica con il lungo sfilamento. Tra canti e brindisi, le penne nere tornano a gustare i momenti magici del raduno che risvegliano le amicizie, la convivialità, la leggerezza dello stare insieme. E anche se il sole a Rimini si fa attendere, l'atmosfera inizia già a scaldarsi. Fare la guardia allo straniero. Insomma, davvero festa, e chi non potrà essere fisicamente a Rimini potrà seguire lo sfilamento in diretta rigorosamente su Antenna 3 a partire dalle 9 di domenica. Vi racconteremo quindi le emozioni di questa adunata finalmente in presenza dopo 3 anni, quindi dalle 9 domenica mattina su Antenna 3. E a proposito della nostra programmazione, questa sera ultima puntata davvero imperdibile della Zanzega, a partire dalle 21:15, il meglio delle puntate andate in onda in questa stagione con Lele Marcassa e Ivo Gallo. Appuntamento questa sera quindi alle 21:15 con la Zanzega. È tutto, ci sono le previsioni del tempo, grazie davvero per l'attenzione e buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Una perturbazione interesserà il nostro territorio. Venerdì 6 maggio il tempo risulterà spiccatamente instabile, ma diamo uno sguardo insieme alla situazione. Sul Veneto cielo in prevalenza molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, come vediamo, per buona parte della giornata. Probabile diradamento, esaurimento dei fenomeni su gran parte del territorio a partire dalla sera. Temperature minime comprese tra 11 e 14 gradi, massime invece in lieve calo, oscillanti tra i 17 e i 20 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà molto nuvoloso con piogge sparse e intermittenti, in genere di debole intensità. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime sui 19 e 20 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità, rovesci sparsi per tutta la giornata, migliorerà poi nella notte. Temperature minime intorno ai 12 gradi, massime sui 18-19 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.